Stavo salendo in macchina e in quel momento ho sentito una sgommata di un'auto che mi si è piazzata proprio lì vicino. Sono scesi due individui più poi un altro in seguito e uno mi ha dato un pugno qua nella fronte e poi mi hanno dato anche due sprangate con una barra di legno, non so cos'era. Mancavano pochi minuti alle 20 e il CRAI di Via Molino a Torre di Mosto aveva chiuso da poco e il direttore Andrea Panzarin, come ogni sera, appena dopo le sue colleghe, stava uscendo con in mano l'incasso della giornata quando è stato brutalmente aggredito dai rapinatori. Mi hanno detto solo fermo e poi ne sono addosso, sì. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di videosorveglianza del locale e delle altre attività vicine e non è la prima volta che il supermercato subisce una rapina. Nel 2001 abbiamo subito un'altra rapina e questa volta sono entrati proprio da questa entrata e con le pistole in mano ci hanno intimato di dargli la casse, no? E lì mi hanno dato le casse, quello che c'era, e se ne sono andati. È una cosa che colpisce il cuore e l'azione infelice, un'azione che da noi non siamo abituati a ricevere. Ecco. Io sono qua da poco, quindi però ho sentito che è capitata un'altra volta. La paura c'è sempre, però speriamo non succeda più. I carabinieri sono intervenuti pochi minuti dopo la rapina e sono immediatamente stati attivati posti di blocco. Il direttore invece, dopo alcune ore di osservazione al pronto soccorso di Portogruaro per la forte contusione, è stato dimesso e oggi è tornato al supermercato, anche se i segni dell'aggressione sono ancora chiaramente visibili. Sono stati molto rapidi, però non mi aspettavo una cattiveria del genere.